Al 24esimo congresso nazionale si discute molto di nuove terapie, in particolare nuove terapie nel carcinoma prostatico. Ne parliamo con Ugo De Giorgi, membro del direttivo nazionale AIOM. Le nuove terapie nel tumore prostatico sono fondamentalmente le terapie mirate e le terapie radiometaboliche. Nelle terapie mirate di recente abbiamo avuto l'approvazione da parte di AIFA di olaparib, la prima terapia mirata appunto il tumore prostatico, che oggi è anche disponibile. Per quanto riguarda le terapie radiometaboliche, non abbiamo disponibile in Italia il Radium 223, non abbiamo ancora il Lutezio PSMA, che ha già mostrato importanti risultati anche all'interno di studi di fase 3. Abbiamo avuto la possibilità di farli in Italia all'interno di studi, anche nell'istituto in cui lavoro, l'istituto di Meldola, ma non abbiamo però l'opportunità oggi, e gli studi sono chiusi, ancora non è disponibile. Sono terapie nuove che consentono di trattare pazienti che hanno già concluso altri percorsi terapeutici con la terapia ormonale e la chemioterapia. Non ci sono fenomeni di resistenza rispetto alle terapie precedenti e quindi ci danno la possibilità di far vivere più a lungo queste persone.